mercatino di Alpet, ci dovrebbero essere un sacco di aziende agricole, quindi magari ci facciamo la spesa, spero sia carino. Con questo calendario magari possiamo andare da qualche parte. Ora al mercatino io non so, cioè, abbiamo letto che vendono prodotti ortofrutticoli, miele, gastronomici, sì, gastronomici si dice, vabbè, della gastronomia. Il problema unico è che noi non abbiamo un animale domestico qui, quindi andare al mercato di Alpet, cioè serve e non serve, non so se mi spiego. Dopo questo dovete iscrivervi, perché forza. dove altro potete sentire le cose del genere? Tutto qua dentro. Con un po' di verdura, carote, cetrioli e cipolle. Buono. Abbiamo preso da assaggiare anche il gelato al ribes nero, mi sa si Sì? chiama. No, perché da noi in Ucraina esiste proprio un altro nome, non è che c'è ribes rosso e ribes nero, sono due cose diverse, ecco. E ora lo assaggiamo e abbiamo preso un sacco di verdure, mirtilli, sempre ribes nero. Cacciatorino? Buonissimo, sì. Che cosa carina, bello. Però c'erano letteralmente solo 4 bancarelle, non c'era proprio tanto. Assaggia. Quanto è buono! Madonna, Sai, credo di non averlo mai mangiato al ribes nero, manco io. il gelato. Ma poi c'è un sacco di frutta dentro. Sì, è pieno. Guarda che colore. Buonissimo. Aspetta. Ribes nero. Cosa? Gelato noci e fichi caramellate e ribes nero. I mirtilli non ce l'aveva. Sì, Matteo è andato a riprendere un'altra porzione. Non ci sono quindi i mirtilli? No, Ah, ok. non lo fa proprio. Ah, ok. Che ti ha detto quando l'hai visto? Niente, ho letto la tabella dei gusti, non gli ho manco chiesto. No, dico che ti ha detto quando ti hai rivisto di nuovo. Ah, ti è piaciuto? Sì, è il mio. Siamo qui di nuovo al Torrente Orco, al posto che abbiamo trovato la prima sera, la seconda sera mi Sì, sembra. uno dei primi giorni. E siamo venuti qui a fare il picnic al tramonto, anche se il tramonto non si vede benissimo perché la parte in cui tramonta è tutta annuvolata. Probabilmente fra poco piove pure. Sì, però carino così lo stesso. Sì. Mangia. Mangio? 3 strati, vero? Pure io Sì. ne ho 3. Ora insegno anche qualcosa della cultura ucraina. Questo qui, più che dirsi un panino, io lo chiamerei come? Come si chiama? Ah, stai mangiando, kanapka. Perché da noi è una specie di antipasto, pane con una fettina di cetriolo oppure pomodoro e una fettina di salame. E si chiama kanapka. E dato che qui c'è salame e cetriolo, io lo chiamerei tripla kanapka.